cosa, ma secondo te com'è che possono dire che riducono l'ospedale visto che stanno investendo un sacco di soldi, visto, scusami, che hanno fatto oncologia nuova, tutto l'impianto nuovo, hanno spostato la chiesa, si parla di fare 25 posti per l'hospice, come fate a dire, scusami, con tutto rispetto, sei una bravissima persona, che l'ospedale viene ridotto, viene sotto, come fate a dirlo? Io guardo il livello che hanno messo all'ospedale, siamo gli ultimi della classe, Ma perché hanno salvato Venezia, hanno speso milioni e continuano a spendere. Grazie al dottor Dalben abbiamo un ospedale degno di questo nome, però questa classificazione, questa bocciatura, questo declassamento alla popolazione non va. Ma scusami, ma questo declassamento in termini concreti, in cosa è meno? Non so. Allora se non sai come fai a protestare, scusa? Protesto perché io da 22 anni sto lottando per la sanità, 22 anni mi sono sentito dire ma tanto non cambierà niente, allora c'era lo smantellamento dell'ospedale. Ma scusami, se ti va bene, ma no, ma scusa, mi fai arrabbiare. Ma no, non arrabbiarti, guardiamo i fatti concreti. Allora, pronto soccorso, forse il primo d'Italia. Ok, sei d'accordo? Sì, d'accordo, vengono, scusami, perdona, scusami, allora vengono a portare i bambini a nascere da praticamente mezzo Veneto, ok? Ci sono oltre 500 nascite al punto nascita. Sicuramente. Okay. Cardiologia, sei contento di cardiologia? Per l'amor di Dio. Allora, ecco, cito solo questo qua. Come si fa a dire che l'ospedale viene ridotto? È una cosa, cioè, scusami. È stato declassato. Se c'è una cosa... È stato declassato. Ma sì o no? Ma questo, allora... mi vengono a dire che non cambierà niente. Il declassamento vuol dire che c'è l'ospedale Hub, ok? Sì. Che è quello grande, ok? Poi l'ospedale Spock. Che sono chi? L'ospedale Spock è quello fino a... da oltre gli 80.000 residenti. E quelli sotto... siamo? Noi siamo 50.000. E d'estate quanti siamo? Sì, ma scusami. Quanti marittimi ma vengono? È un declassamento. Ma scusami, per parlare di declassamento uno dovrebbe dire all'ospedale tolgono questo, tolgono quell'altro. Non so cosa dottoranno, cosa portano. E allora se non sapete cosa protestate, protestate per niente. Ma no, sono io che protesto adesso, non c'è nessuno. Ma scusami, ti rendi conto? Venezia perché è stata recuperata come... Dimmi perché. Ma ascoltami, parliamo di Chioggia, ma parliamo di Chioggia, scusami. Scusa, se hanno fatto una legge. Ma perché io ho fatto una legge. Ma perdonami, io protesterei. Allora, io abito ai Saloni, mi tolgono il ponte, protesto perché mi tolgono il ponte. All'ospedale cosa hanno tolto? Niente danno per adesso. E allora cosa potete fare? No. Ma ti rendi conto che ci sono le europee e probabilmente sta roba qua viene fatta solo in funzione della campagna elettorale? È quelli che hanno declassato Chioggia, poi verranno a Chioggia a chiedere i voti. Ma sai quanti ospedali nel Veneto che sono sotto i 50.000 abitanti e sono... allora dovrebbero farli tutti quanti così? Non vogliono... No, Ma scusami, abbi pazienza. Ma ti rendi conto? Ma mi sa che tu non ti rendi conto. Ti rendi conto della specificità di Venezia? Ti rendi conto? È quella di Chioggia, anche quella di Chioggia. Ti rendi conto la strada Romea fra qualche mese come sarà? Ma ascoltami, ti ripeto, se togliessero qualcosa ti darei anche ragione, ma non tolgono nulla, anzi sta migliorando il servizio. Ma come sta migliorando? Ma come non sta migliorando? Hanno fatto, scusa, oncologia, tu sei in ospedale mattina e sera. Ma sai da quanti anni stiamo aspettando l'hospice? Lo sai. Ma scusami, ma l'hospice, se mi permetti, non è solo una responsabilità della ASL e del è anche del comune, o sbaglio? Tutti, è politico. Allora scusami, cosa c'entra col declassamento dell'ospedale? Cioè, no. Cioè, chi è che fa il declassamento? Non hanno fatto i politici. È una legge nazionale, cioè non è che la regione... Non è vero. Comunque, perdonami, non c'è nessun declassamento. È solo non c'è nessun declassamento. Perché? È semplicemente una classificazione. Scusa, se te sei un operaio, un impiegato, ti cambiano di livello, o su o giù, poi ci sarà un motivo. Ma non è come livello, l'operaio prende sempre questi soldi. No, cioè non è vero. Comunque, ogni livello. Comunque noi mettiamo la tua protesta, ma sinceramente... No, io non voglio che ti metti a mia protesta. Ecco, sei qua con l'affare davanti al comune. Ecco, ma scusa, sei qua, però se si protesta, bisogna, a mio avviso, protestare per cose concrete, non inventarti. Non so.